Microfono muto, ecco qua, microfono muto, quindi ben trovati a tutti, lunedì 10 maggio, ci ritroviamo dopo una settimana precisa, è stata una settimana da incubo, il dopo Crisanti, il dopo commissioni, c'è la commissione d'inchiesta di cui si parla adesso, insomma chiedo scusa ai tanti che hanno scritto, questa sera tra l'altro a Ringa parleremo anche delle cure domiciliari, sto cercando di organizzare un altro approfondimento dopo la manifestazione di Roma che qualcun altro via Facebook ieri mi ha segnalato, quindi grazie, abbiamo adesso i nostri Fedez contro Zaia e quindi ne dobbiamo parlare, che sono in particolar modo Balasso con il suo video, Pennacchi, il mitico Poiana che dice dobbiamo parlare di questo problema, il problema appunto è Zaia secondo gli artisti, ora ne discutiamo. Ciao Alessandro da Instagram, siamo su Facebook, Twitch, YouTube, un po' dappertutto. Se potete iscrivervi al canale Telegram, ci vediamo da lì con l'anticipazione dei pezzi sul sito, quello che invece sono le dirette, tutto quanto. Buongiorno, piacere sentirla sempre, tutto molto valido e interessante. Grazie Franca, ciao Paolo, salutiamo tutti velocemente. Vincenzo, buongiorno Ferdinando, ciao a te, ciao Barbara, grande Lidia, buongiorno, ma ieri ero io a non ricevere, ci sono stati problemi per le dirette, no, è una settimana che non ci vediamo. Ciao Marco, grande il nostro psicologo del sito ferdinandovarino.it, come Giordano Riello, imprenditore. Tra l'altro appunto ha raccontato come l'AirMac, come tante altre aziende, siano pronte alla vaccinazione. Buongiorno, vorrei una sua opinione dal punto di vista Zaia. La settimana scorsa un presidente abbastanza stizzito delle domande dei giornalisti sul caso Crisanti e vaccini. Con la sua risposta chiedete al professor Toniolo. Ne parliamo Matteo. Ciao Yuri, eccoci qua, stasera Ring, il ministro dello sport del governo Ombra, avremo anche lui. Ci sei mancato Paola, sì, una settimana vergognosamente latitante. Allora, avevamo tante cose, dunque vi ricordo di condividere se ci riuscite, se avete piacere, e dobbiamo cominciare un po' da quello che c'è sui giornali. Oggi sono tante aperture differenti, molti temi diversi, meno Covid, Sileri un'intervista che dice del coprifuoco e del rialzo dei contagi. Certo, ci sarà il rialzo dei contagi, vi faccio vedere una cosa se ci riesco senza fare danni come al mio solito, che è questa. In questo momento, eccolo qua, c'è la diretta, la vedete, di Antenna 3 in questo momento legata alla inaugurazione di un nuovo centro vaccini. Siamo in diretta oggi, saremo in diretta anche nei prossimi giorni con la visita di Figliuolo, insomma come tutte le mattine. In questo momento a Villorba stanno inaugurando un nuovo centro vaccinale che sarà il più grande, mi pare, del Veneto, con il governatore Zaia, Benazzi, insomma tutti gli altri sindaci e via dicendo, il prefetto. Dunque, questi centri immaginiamo che poi prima o poi diventeranno più inutili che altro se la vaccinazione coinvolgerà i medici di base come dovrebbe, se, ed è la più grande paura, la fascia dei sessantenni, la fascia dei cinquantenni, la fascia dei quarantenni risponde meno all'appello rispetto alle altre fasce. Ma veniamo ai giornali di oggi. Gazzettino, case di riposo, le nuove regole, sapete che si riaprono le case di riposo, tra poco in conferenza stampa ci spiegheranno che cosa succede. Repubblica invece titola sulla giustizia il via alla riforma, chissà che sia la volta buona. Il Corriere, riaperture, ora si anticipa, questa è l'apertura che sceglie il Corriere, invece la Tribuna di Treviso va sia alle visite dei familiari, si parla di case di riposo anche qui, riaprono le case di riposo. Per il piccolo invece il nuovo l'ISERT, che è la barriera dell'autostrada, con una barriera anticode con 12 linee, 12 corsie, questo è l'obiettivo. Ma io voglio cominciare da un'altra cosa. Quanti di voi hanno visto il video di Natalino Balasso che sabato sera, venerdì sera, non mi ricordo quando, ha postato sui social? Il Natalino Balasso che è sui giornali da qualche giorno e che dice di non sapere perché, ma è stato querelato da Zai, allora ne fa un'imitazione, dice che Zai è brutto, non si deve arrabbiare, dice che è pieno di leccaculo in Veneto, scusate l'espressione, ma cito il comico Natalino Balasso, quindi dall'artista Fedez che parla e ci impone, diciamo, un dibattito di approvare una legge per la quale non si può dire che è scritta male perché altrimenti si passa per omofobi. Beh, quindi questo è il dibattito che c'è nel nostro paese: o è DDL Zan o sei un omofobo. Questa è la follia, diciamo, contro la quale dovremmo combattere, perché ognuno può avere la propria idea, sacrosanto che non ci siano violenze
soprattutto dettate dalle preferenze di genere, perché è un'assurdità, ovviamente una follia, è un paese retrogrado, ma non si può dire che il DDL Zan ha delle cose che non funzionano, perché se lo dici diventi omofobo. Bene, Fedez impone questo dibattito, Balasso dice invece che è un Veneto non libero. Non è libero perché c'è Zaia, già è pieno di leccaculi, e Zaia dice questo, c'è il Gazzettino che lo difende, c'è Tele Zaia, dice così, senza spiegare e senza circostanziare queste accuse. Sapete da cosa nasce tutto questo? Cioè, sapete perché Zaia, all'avvocatura della regione, ha querelato l'ex artista di pittura fresca, mi pare, non mi ricordo il nome neanche se mi pregate, perché in un post, credo diversi mesi fa, aveva scritto una cosa del genere. E attenzione che la dico edulcorata, cioè qualcosa del tipo che figata avere qualcosa del tipo che figata avere un governatore che quando era PR entrava nei nostri camerini e ci diceva volete delle tipe, volete compagnia, una roba del genere, molto più volgare. Questo post che sparisce nell'arco di poco, e questo ex artista di pittura fresca dice scusate non ho scritto io, sono entrati nel mio Facebook, mi dissocio, una roba del genere, è stato querelato dall'avvocatura del governatore Zaia, e questo post però era stato condiviso da Natalino Balasso. Allora, è nel diritto del governatore Zaia difendersi da quella che lui ritiene una dichiarazione che ha avuto grande eco perché molte condivisioni e per lui diffamante? È nelle sue capacità, è nelle sue possibilità difendersi oppure no? La cosa divertente però è che Balasso insiste nel dire che non sa perché è stato querelato, e ieri il mitico Poiana Andrea Pennacchi, l'altro ieri, ho chiesto sia a Balasso che a Pennacchi di essere questa sera ospiti a Ring, hanno scelto di non parlare, e questo mi dispiace perché insomma potevano chiarire un po' tutto questo aspetto. Soprattutto a Balasso avrei chiesto ma scusi, ma lei non vede i programmi, non legge i giornali dove c'è l'opposizione in continuazione, perché si fa una commissione e sarà una commissione, la prossima anche una commissione d'inchiesta, proprio perché chiesta dall'opposizione, proprio perché sono sui giornali da mesi, proprio perché c'è il caso Crisanti, proprio perché c'è il tampone rapido, sì o no, che persino Lancet ora dice che è molto meglio perché alla precisione del tampone molecolare va preferita la frequenza e la numerosità dei tamponi effettuati. Quindi, piuttosto che essere più precisi e farne molti meno, meglio farne molti di più e con una maggiore frequenza. E lo dice l'ANSI, c'è uno studio vero stavolta, pubblicato su una rivista di prestigio di scienza. Però, insomma, lasciamo perdere questo aspetto. Dunque, i due artisti, parlo soprattutto di Balasso, lamenta Balasso questo aspetto di non sapere neanche perché è stato querelato. Allora, chiunque, magari non capita a tutti voi, a me è capitato, dovessi essere querelato, poi vedremo, ma insomma dovrebbe essere vinta per quanto mi riguarda, ho querelato altre persone, io invece soprattutto sui social, quando ricevi una querela, soprattutto ti chiamano e ti dicono guarda un po', che spiegazione ci dai tu di questa storia qui, perché il tal dei tali per questa frase ti ha querelato, quindi sai chi e per cosa. E lui insiste anche in questo video in cui dice dei leccaculo di Zaia senza evidentemente leggere la parte che più gli si confà dei giornali e guardare la parte più a lui accondiscendente per quanto riguarda le televisioni, dove in tutti i talk show sono rappresentate tutte le parti politiche, in tutte le trasmissioni c'è sempre qualcuno dell'opposizione, più di qualcuno, e io non riesco a capire perché deve essere, diciamo, un territorio in cui vige evidentemente il terrore di dire qualsiasi cosa. Non ci sarebbe alcun senso allora tutto il dibattito di questa settimana, a tutta la commissione che abbiamo seguito in diretta, a tutte le dichiarazioni che abbiamo sentito dai consiglieri, non riesco assolutamente a capire. L'altra cosa è che dice Balasso, ma tranquilli, quando ti querela Zaia, ti querela fondamentalmente
naturalmente se vince, vince Zaia, se perde paga la regione. È sempre così, qualsiasi amministratore, in quanto rappresentante di un'amministrazione, diciamo, dà le carte agli avvocati della regione, quindi diciamo tutti lo paghiamo noi tutti, ma è così in tutte le amministrazioni, anche quelle di centrosinistra. Segnalo a Balasso, perché forse possiamo anche, diciamo, trovare delle argomentazioni valide in questo contrasto di idee. Forse però dovrebbe anche informarsi di più. Buongiorno, condivido, ti ascolto. Grande Gabriele, dopo. Bentornato, buona giornata. Ave Avarino. Ciao Laura, un dubbio, è solo un attacco a Zaia, sono invidiosi della popolarità. Balasso chi? Ho capito, ma che dica quello che vuole Balasso, mi delude stasera, va bene Valeria? Deve dire assolutamente quello che vuole, semplicemente su quello che lui vuole dire ci possiamo porre delle domande e lui evidentemente è l'unico che di una querela non sa assolutamente nulla. Ha offeso a sua insaputa. Balasso o solo un altro di sinistra, questi signori, lui e Poiana, chiamando satira, fanno passare noi veneti e beoti attaccati solo al fiasco e Sky. Però Poiana è straordinario, dai. Balasso ha perso visione nel corso degli anni, attaccare Zaia è un modo per provare a farsi notare. Abbiamo un grillo polesano. Può essere benissimo, Matteo, ma guarda, veramente mi interessa poco, mi interessa più stare sui concetti. Saranno dei leccaculo i tecnici della regione, lo dica molto chiaramente, sono dei leccaculo i giornalisti, lo dica chiaramente, perché allora gli mandiamo tutte le registrazioni delle trasmissioni di tutte le sere, anche questa sera, dove avremo l'opposizione come sempre, e quindi perché dovrebbe essere un territorio in cui c'è un problema? Il problema c'è, è che l'opposizione non riesce a costruire una validità di proposta che sia alternativa a Zaia. E questo è il problema, risolvetevelo. Il classico che lancia il sasso e nasconde la mano. Dice Aldo, ci sono persone che usano la satira per offendere. Paola, sì, ma la satira, guardate, è molto più pesante, non ce n'è anche in Italia, perché la satira, quella che poi a me non piace, è quella di Charlie Hebdo, per essere chiari, là ci vanno giù pesante, insomma, quello è un altro paese. La cosa divertente è che oggi poi sul gruppo Gedi leggi Franco Rocchetta, quindi uno dei fondatori della Liga Veneta, che dà ragione perfettamente a Balasso, quindi, e a Pittura Fresca, e quindi c'è un problema, secondo lui, di tutto questo aspetto. Franco Rocchetta dà ragione a Balasso. Vabbè, andiamo molto veloci su tutto il resto. Sapete che il ministro Sileri fa due interviste, oggi una al Gazzettino, quindi al Messaggero e via dicendo, e l'altra al Corriere, quindi cosa che mi stupisce, perché tra l'altro dice cose diverse in due interviste, più o meno una base di fondo, cioè che si debba, di tutte e due le interviste, che si debba tornare a un coprifuoco più dilatato nel tempo, che dice fra 2 settimane a mezzanotte, cioè fra 2 settimane a mezzanotte, mentre stiamo raccontando che crollano finalmente i morti per Covid, e anche i contagi stanno diminuendo in percentuale. Tutto quello che stiamo raccontando. Sì, Edoardo, adesso ci arrivo. Questa cosa sbugiardato che accusava la polizia di frontiera di violenza nei riguardi dei migranti. Guardate, di questa roba ne parliamo oggi a Tele4. È incredibile. Ne parliamo subito dopo quello che vi sto dicendo adesso, perché è pazzesco, ve lo lascio questo messaggio, è pazzesco quello che è successo. Quindi Sileri dice portiamo il coprifuoco a mezzanotte, fra 2 settimane a mezzanotte ancora, e però dice un aspetto molto interessante, perché tra poco rivedremo le dichiarazioni di Crisanti, che dice ciao al mio omonimo su Instagram, ciao Giovanni su Instagram, buongiorno anche a te, di quello che diceva che a maggio avremo un incubo di nuovo, un'impennata dei contagi, un disastro, insomma, negli ospedali. Tra poco ne parleremo, aspettiamo che arrivi la fine di maggio, per poi dimostrarvi ancora una volta che chi dice sempre che sarà un disastro, per forza ha ragione il più delle volte fino ad adesso, però se ha torto nessuno se ne ricorda, e invece no, questa volta ce ne ricordiamo e parleremo del loro posto, delle loro dichiarazioni tra poco, a fine maggio. Aspettiamo fine maggio. Bene, crollano i morti, questo è un bel dato, fortunatamente. Dall'altro aspetto dice Seri però che adesso i contagi aumenteranno soprattutto tra i giovani, adesso i contagi aumenteranno soprattutto tra i giovani, ma non conta più, cioè, perché alla fin fine abbiamo messo in protezione la fascia più debole della popolazione, quella che rischia di più.
e quindi si tornerà fuori, si andrà ai ristoranti anche al chiuso, si apriranno finalmente le palestre, si aprirà tutto quello di cui parliamo sempre, ma anche se aumentano i contagi, che non vuol dire più nulla esattamente come l'estate scorsa, perché non creano più la malattia grave, non succedeva l'estate scorsa, non lo farà quest'anno con i vaccini, non conta assolutamente più nulla, e questo è il dato che bisogna ricordare adesso. Continuano ovviamente le quarantene nelle scuole, certo, concordo. Vincenzo, di artisti influencer che si infilano nel dibattito politico per avere visibilità ne abbiamo abbastanza. Sì, ma Vincenzo, noi viviamo in un mondo in cui solo loro sono quelli intelligenti, no? Solo gli artisti sono quelli intelligenti, perché intanto già se scrivi due rime, tra l'altro omofobe nei tuoi anni, nella tua carriera, e oggi dici qualcosa di diverso, diventi un campione. La questione è che molti parlano solo per dare alla bocca tappata dalla mascherina. Simone, che dice? La macchina elettorale si è già messa in moto, anche se mancano altri 4 anni. Sanno benissimo che per loro, anche senza Zaia, sarà dura fare breccia in Veneto. Non hanno costruito nulla. Buongiorno Ferdinando, ciao Ornelia, condividi. Vincenzo, ma il problema sono i contagi oppure terapie intensive ai morti? È esattamente questo, come diciamo da sempre. Il caso che citava adesso Edoardo, che giustamente da sindacalista di polizia probabilmente un po' di nervosismo ce l'ha. Forse qualcuno di voi ricorderà lo scandalo qualche mese fa, ne abbiamo parlato anche noi a Tele4, abbiamo letto il verbale delle dichiarazioni dell'interrogatorio, quindi questo migrante che diceva che la polizia di frontiera li aveva maltrattati, li aveva qualcuno dall'altra parte in Croazia, li aveva Slovenia aveva sparato, li avevano fatti scappare verso di là, li avevano fatti marciare in riga, insomma aveva detto peste e corna, sembravamo veramente un paese dei dittatori e di polizia, un paese di teste calde, un paese veramente sembrava le peggio cose, sulle quali poi ovviamente alcune ONG sono salite immediatamente rilanciando, parlando di una vergogna di polizia e via dicendo. Bene, sapete cos'è? Lo racconta ieri Biloslavo sul giornale, oggi non lo vedo sui giornali del nord-est, sicuramente ne parleremo noi a Tele4. Bene, erano tutte puttanate, avete capito? Cioè questo migrante si era inventato tutto, mentre qua ovviamente c'era chi diceva ma scusate, ma questi poliziotti noi li conosciamo, cioè hanno nome, cognome e un volto, perché qua a Trieste li conosciamo, questi poliziotti di frontiera fanno sta roba qui, ma da quando? Che appena qualcuno passa il confine, passa uno con la macchina, li vede, li fotografo, documentano tutto, cioè sappiamo tutto e il contrario di tutto in un secondo qua con le segnalazioni dei cittadini, con quello che succede, e noi ci siamo persi questi che li fanno marciare, quello dall'altra parte che sparano in aria, li fanno correre, ma che cosa stia... Il risultato è che ha detto una marea di puttanate, un magistrato se ne è accorto finalmente con un'inchiesta seria, e cosa succede? Intanto però noi avevamo sospeso, in virtù di questa cosa successa, i ricollocamenti, come si chiamano, le riammissioni. Quindi quando trovavamo qualcuno che necessariamente qui arrivava qui, ma era arrivato dalla Slovenia, avevamo l'accordo per riammetterlo in Slovenia. Saltato tutto per questo caso falso di un bugiardo migrante. Bugiardo. E dov'è il migrante oggi, secondo voi? Dov'è questo migrante che ha raccontato puttanate infamando la nostra polizia, le nostre forze dell'ordine, il nostro paese? Dov'è questo migrante? Ora qualcuno paghi e chieda scusa, solo umanità e tanta professionalità, dice Edoardo ai propri colleghi poliziotti. Il migrante è in Italia. Obiettivo raggiunto. Tanti saluti! Tanti saluti, quindi abbiamo uno che dovrebbe essere indagato per aver detto quello che ha detto, per aver fatto quello che ha fatto, invece è in Italia e noi abbiamo sospeso gli accordi di riammissione con la Slovenia. Una strategia fantastica, geniale. Intanto ieri sono arrivati 1400 migranti, non ci sono neanche le navi per fare la quarantena, perché giustamente arrivati a maggio nessuno poteva immaginarsi che dopo tra l'altro il caso dei nostri pescherecci che avrebbero sconfinato secondo i libici che hanno sparato e questi ora ci rilasciano più migranti, fanno con le nostre motovedette donate dall'Italia alla Libia, lasciano passare e partire più persone. Nessuno evidentemente prevedeva che con la bella stagione sarebbero arrivati più migranti, quindi non c'è la nave per fare le quarantene e rischia Lampedusa nell'arco di qualche giorno poi di essere al tracollo. 1400 arrivi solo in un giorno. È fantastico Roma, salta la candidatura di Zingaretti, i 5 Stelle praticamente dicono se tu ti candidi a Roma
Qui salta la giunta regionale, forse pochi ricordano che Zingaretti governa con i 5 Stelle Regione Lazio, i 5 Stelle gli dicono se tu ti candidi a Roma salta la tua giunta regionale e quindi non puoi andare contro la Raggi e quindi qua in tutto questo macello Zingaretti voluto da tutti, in 3 secondi Gualtieri fa un tweet che ritwitta Letta come dire io sono il candidato per Roma. Quindi io sono il candidato PD alle primarie del 20 giugno per Roma. E quindi in un secondo abbiamo archiviato Zingaretti che risponde all'ordine, al diktat del Movimento 5 Stelle e non si candida a sindaco di Roma. Che sia bene o male per Roma non lo so, non mi interessa, ma è veramente divertente come immediatamente obbediscono ai 5 Stelle e ritirano questa candidatura. È fantastico. Per AstraZeneca probabilmente non ne compreremo più, ma c'è il tempo e il modo anche per tutti i richiami, ci sono 40 milioni di dosi per tutto questo. La cosa divertente è, come abbiamo detto più volte, è che ne sono arrivate 30 milioni, non 100 nel primo trimestre, 70 milioni, non 180 milioni nel secondo trimestre. Il problema che dice sono no, questo l'abbiamo già letto, ok, abbiamo già letto tutto. Zambon, sul caso OMS, dice Zambon, che esce col libro tra 3 giorni, Il pesce piccolo, ricorderete, ne abbiamo parlato più volte, un ex funzionario dell'OMS a Venezia, l'OMS dice ignorò l'allarme virus, piegandosi a Pechino. Questo non lo possiamo dire, questo mi raccomando che non venga detto in giro, parliamo sempre di variante indiana e non accorgiamoci di quello che Palù dice in conferenza stampa a Marghera, cioè il virus è cinese perché dalla Cina è partito. No, però dobbiamo parlare di variante inglese, variante indiana, quanto sono bravi quelli dell'OMS, grazie a Pechino e alle loro mascherine. L'OMS fa salute o politica, si domanda oggi ancora Zambon, ribadendo che il piano è stato ritirato, questa sua analisi, perché c'erano pressioni da Pechino. Io veramente non ho più altro da aggiungere non quello che è stato detto da Zambon. Le case di riposo appunto ripartono adesso. Vedo ancora l'ultimo messaggio: molta gente non si presenta agli appuntamenti dei vaccini, ricorre in tempo per non buttarli via. Vi prego di almeno avvisare in modo da non scongelare o buttare via le dosi. Se non andate a vaccinarvi, se scegliete liberamente di non vaccinarvi, appunto avvertite. Ha ragione Edoardo. Ci vediamo sul sito ferdinandovarino.it, iscrivetevi al canale Telegram, ci vediamo stasera a Ring alle 21:15 su Antena 3. Ciao a tutti, buona giornata.